Danilo Puman, il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta. Quali oneri e quali benefici può portare l'estensione nella fascia pedemontana del comprensorio del Consorzio Brenta? Guardi, io direi senz'altro dei benefici molto importanti per quei territori. Basti ricordare che ci sono in alcune zone sia per quanto riguarda l'aspetto idraulico di alcuni corsi d'acqua, esempio il Longhella, ma non solamente, che a suo tempo erano governati da un consorzio che si chiamava il Consorzio Valletta Longhella, è stato soppresso 10 anni fa e naturalmente quei territori sono rimasti senza, governabilità. Attualmente, con alcuni interventi programmati anche e soprattutto da parte della Regione, la quale ci ha dato a noi incarico come Consorzio Brenta di intervenire, abbiamo fatto dei lavori, ecco perché è importante che questi territori vengano allargati in modo che possiamo intervenire a beneficio di tutto quel territorio. Nel 2010, aprile, è stato approvato il piano di classifica, che adesso è in approvazione anche della Giunta regionale. Lei cosa ha da dire in merito? Sì, nel 2010 è stato approvato il piano di classifica da parte del Consorzio Brenta, è andato in Regione, la Giunta regionale l'ha approvato e attualmente c'è la Commissione che deve anche valutare. Una cosa direi, è un piano molto positivo, abbiamo cercato di vedere nell'ambito di tutto il territorio le problematiche che ci sono, in particolar modo per quanto riguarda il territorio di Bassano del Grappa e alcuni comuni limitrofi. È stato incaricato l'ingegner Bixio, il quale ha fatto uno studio, l'ingegnere idraulico, uno studio per vedere quali sono le situazioni di quel territorio ed è venuto fuori che abbiamo esentato parte del territorio di Bassano e di alcuni comuni limitrofi perché gli scarichi o vanno a finire direttamente in Brenta delle acque bianche oppure nei corsi delle fognature e naturalmente nei relativi depuratori. Perciò un lavoro molto valido, intelligente e aiuto sia per quanto riguarda il consorzio, la bonifica e i territori del nostro consorzio, compreso Bassano e comuni limitrofi.